Mi voto e mi rivoto sospirando. Passo le notti interi senza sonno e li bigizi io contemplando li passo di la notte sino a giorno pittia non posso ora più dormire pagina non navi più sta fritto sai quando io taglio all'assari quando la vita mia finisce e mori lo sai quando io taglio all'assari quando la vita mia finisce e mori. Ancora oggi vi è in Sicilia una forte diversità di tradizioni e di carattere tra la parte orientale, con Messina, Catania, Siracusa, e la parte occidentale, dove sorge Palermo. Si hanno quasi due società poco comunicanti. Il fonderle meglio sarà uno degli effetti della trasformazione in atto. La Sicilia, come tutti sanno, è una regione autonoma e nessuna ha un futuro più imprevedibile. Riforma agraria, trasformazione fondiaria, opere pubbliche, turismo, petrolio, archeologia, industrie sorgenti, espansione edilizia, tenaci consuetudini della morale e del costume e impetuosi entusiasmi per la civiltà tecnica compongono tra loro un miscuglio denso e non ancora decantato. Su alcuni inconvenienti difficili da estirpare, su molti errori del passato della nostra politica che formarono una frattura psichica tra la Sicilia e il potere centrale, è inutile ora soffermarsi. Palermo dà a chi vi giunge l'impressione immediata di essere un serbatoio di immaginazione repressa e di vitalità aggressiva. Noi però partiamo per giungervi dalle alture che sovrastano la città. Monreale, sopra Palermo, ha un meraviglioso duomo famoso per i suoi mosaici. Accanto al duomo è il chiostro. È il clima che ci ha portato a creare questa magnifica architettura. Tanti capitelli sono a soggetto storiato, vero? Così, saltuariamente, vero? Non leggono l'un con l'altro. Gli autori non si conoscono, eccetto un capitello che porta una firma, che è il capitello più scadente. Ma quanti saranno stati a collaborare? Moltissimi. Pare che ogni singolo scappellino, così li chiamavano allora, le davano la misura, altezza, larghezza, le proporzioni, e poi il più bravo faceva una figura biblica, un altro faceva le foglie e così via via. Tanto lei vede fra l'uno e l'altro c'è differenza di esecuzione. Molte scene proprio riflettono proprio localmente, perché sono un artista locale. Per esempio, lì c'è una scena dove c'è San Giuseppe messo così, come se volesse dire non ci credo. Quello è un gesto prettamente sicolo, vero? Per dire no, facciamo così. La Sicilia ha adattato a se stessa tutti gli stili e sempre nello stesso senso, cioè in un senso contrario alle regole classiche, questo perfino quando era parte del mondo greco. Anche allora faceva quello che i veri greci non avrebbero fatto mai, per esempio vasi e sculture in cui le divinità apparivano in caricatura, ritratte come gente spicciola. In un vaso di Cefalù d'oltre 2000 anni fa si vede un venditore che affetta il tonno e il compratore che protesta. Dominavano la fantasia, il capriccio individuale, il realismo.
Lo stesso avviene in queste sculture medievali di Monreale. Lo stesso nel barocco. Un grande plasticatore di stucchi, il Serpotta, tra il 6 e il 700 ornò chiese e oratori di Palermo. Questo è l'oratorio di Santa Cita, ma non tutti gli stucchi sono di sua mano. In genere le pareti del Serpotta sono gremite, grondanti di puttini nudi. La sua statua più celebre rappresenta la Carità, in forma di donna che allatta. In quelle pareti prolifiche si scorge, forse sublimato, il culto della procreazione. Anche i vicoli di Palermo sono brulicanti di putti, ma di aspetto meno accademico. Di qui era piccerino io, e qua sempre andavano i quei stellari, quanti anni aveva? Ma perché si chiama via Bambinai? Perché facevano i bambini. I bambini? I bambini di cera, per questo si chiama via. Quelle cose lì cosa sono? Ammeti. Come? I ammi. No, quelle lassù. Polmona, zognona. Quelli che avete visti in ultimo erano polmoni, fegati di cera, da appendere nelle chiese per grazia ricevuta. In quanto alle figurette di cera, si possono avvicinare alle figure di pupi, paladini, fate di marzapane che si danno da sgranocchiare ai bambini il giorno dei morti. Ci da recca, perché non ce lo diceva. Da un asco, spaghi. Ma chi è che ci spaghi a Marona? Ima, quando ne incide. Oh, grazie. È a domanda. Sono i cassettini pure. Ma fanno sciaparoni. Alcune immagini di Palermo moderna. I terribili bombardamenti bellici hanno lasciato quasi indenni i monumenti più celebri della città. Muore invece senza rimedio la Palermo anch'essa stupenda che nessuno difende perché legata ad una struttura sociale che non esiste più e alla fortuna di pochi. Scenario di palazzi, ville, giardini e famiglie fastosi. La borghesia in ascesa non si cura di nobilitarsi col ripristinare palazzi e preferisce investire i guadagni in edifici nuovi di speculazione. Tra i giardini superstiti, il più bello circonda San Giovanni degli Eremiti, un angolo di una rabbia immaginaria carico di profumi. Sulla strada per uscire da Palermo, la nostra carovana si trovò a passare vicino al cosiddetto Ponte dell'Ammiraglio, famoso perché fu di lì che entrarono i garibaldini. Forse non era il momento più adatto, ma chissà perché ho voluto fare una prova, leggere, tentare di leggere un brano di buona letteratura patriottica ad una folla di ragazzini che inseguivano il camion sonoro della televisione. Indietro, su, indietro, lasciatemi vedere, indietro. Adesso, un momento di silenzio, un momento di silenzio. Vi leggo un pezzo, vi leggo una cosa che riguarda questo ponte, un momento. Passammo presso un casone immenso, addormentato o deserto, e di là a pochi passi entrammo nella strada grande che mena a Palermo, e questa strada qui. L'aria cominciava a rinfrescarsi per l'alba imminente. Padroni del ponte... Ma è chiaro che i discendenti dei gloriosi Picciotti si interessavano molto più
alle meraviglie della tecnica moderna che non alle memorie dei loro antenati. Un fenomenale masso erratico ci dice che siamo ormai vicini a Piana degli Albanesi. Anche qui le stesse bellezze, gli stessi colori, gli stessi profumi, gli stessi personaggi, gli stessi ardori di tutta la Sicilia. Eppure quella che stiamo per visitare è una delle più tipiche e originali popolazioni che l'Italia conosca. Qui si parla albanese, qui le contadine vestono costumi regali, qui nelle chiese si vivono i misteriosi fasti dell'Oriente. Ed eccoci giunti. Nell'eterno sole di Sicilia la vita si svolge all'aperto. Il sole dissecca i dolci fichi e asciuga i panni, accende i discorsi e le fantasie, avviva i colori e i sentimenti. Abbiamo lasciato che la macchina da presa cogliesse quasi da sola i dettagli di una vita semplice e rudimentale, eppure tanto piena di intelligenza, di attività, di poesia. Di quanto belli passano, cavallo alla fontana, uniti a sta sovrana, non si la scorda più. Di quanto belli passano, cavallo alla fontana, uniti a sta sovrana, non si la scorda più. N'avesse mille affari a raccamata, di seta la cosetta e la scarpina, c'ha fare dire a tutta sta conciata, dici palota diventò regina. Di quanto tempi passano, cavallo alla fontana, come sta sovrana, non si la scorda. Se la nostra macchina da presa gioiva delle bellezze delle immagini che le si offrivano, per la presenza dell'obiettivo non altrettanto gioivano gli abitanti che incontravamo. Un radicato senso di pudore impediva loro di sostare e di lasciarsi ritrarre. E anche questo, nonostante le apparenze contrarie, c'è parso segno di profondità. Gente che vive nel tempo, ma come se il tempo non scorresse mai. Da quasi 500 anni essi, giunti qui dall'Albania, hanno conservato la loro lingua originaria. Di immagini. È il tradizionale carretto siciliano che sfida e su questo piano vince l'automobile. L'italiano lo imparano a scuola. I loro costumi, il loro rito. Tutto intatto in un'atmosfera che a momenti ha quasi del sogno. Da 500 anni il sole è l'amico che rende dolci i loro frutti, matura le loro conserve, dà il segno della levata e del riposo. Eppure il tempo arriva anche qui. Questi bambini corrono a vedere. La sorpresa è forse più nostra che loro. L'intima ansia di bellezza che anima questa gente ha saputo trasformare lo stereotipato mezzo meccanico in una colorita serie. In the city lanes, I was waiting for you, standing on the verge of where the streets break free at last, to say I'm sorry. Poisoning the smiles of the strangers I met, I begin to follow. Senza vedere la Sicilia non ci si può fare un'idea dell'Italia. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. Queste parole
mi sono venute in mente davanti alla bellezza di Cefalù. Chi è che ha detto questo? Ecco un bel indovinello, anzi un bel quiz, come si dice oggi. Ebbene, sono parole di Goethe, Wolfgango Goethe, nel suo viaggio in Italia. Senta, allora cos'è che leggete voi? Cos'è quello che leggete? Cos'è? Leggiamo i giornali. Bolero. Bolero, sì. Romanzi a fumetti. Romanzo a fumetti, come si chiama? Riri, il romanzo di Riri. Il romanzo di Riri. Il romanzo di Riri. Io non lo conosco, di questo non so niente. Me lo volete raccontare? Sì, senta, non con parole povere, perché non è che siamo ragazzi colti. C'era un padre e una figlia che stavano quieti in campagna. E allora ci fu la guerra e due soldati furono e scapparono, no? E si rifugiarono presso questi due, che erano il padre e la figlia. Il padre non voleva assolutamente far entrare questi due fuggiaschi perché ci andavano di mezzo pure loro, no? Come? Uno era ferito e uno era? Sì, uno era ferito. E l'altro? L'altro no. Perciò la figlia pregò il padre, sai, dice, c'è un ferito, dice. Bisogna curarlo. E li fecero entrare. E come si chiamavano questi? Uno si chiamava Riri, uno si chiamava Billy e Billy uno Roberto. e l'altro Roberto. La ragazza si chiamava Riri. E poi? Poi dovettero scappare di quella casa in campagna perché c'erano già gli americani, stavano entrando, va bene? E scapparono. E camminavano fra quelle rocce, quelle montagne, che cercavano di andare verso giù. Di nascondersi, sì. piuttosto. Allora ci furono una pattuglia, la pattuglia erano di americani, che cercavano fuggiaschi, cercavano prigionieri. E allora scappò. Subito andarono gli altri soldati, dice, chi ha ucciso quest'uomo? Riri ha detto, sono stata io. Per liberare Billy che l'amava. Passa Roberto e dice, no, sparate, sono stato io, dice che l'ho ucciso. Fermi, non sparate, sono stato io. Che ho ad uccidere, come si chiamava? Gli americani. Ma non si era lasciato, liberarono la ragazza e presero quel giovane. E lo portarono. La ragazza restò sola, no? Però non lo hanno fucilato. Lo hanno portato. Se vuoi andare vai, io non ti fermerò, col tempo passerà, l'amore viene e va, lo so che ormai finisce così ed io non posso salvare il nostro amore. Se vuoi andare vai, io non ti fermerò, col tempo passerà, l'amore viene e va. Se mi cercherai, sarà tardi per noi. Se vuoi andare vai, io non ti fermerò, col tempo passerà, l'amore viene e va. Se vuoi andare vai, io non ti fermerò. Partinico è rinomata in tutta l'isola per i suoi carretti dipinti. Chi è esigente se li fa decorare qui, oppure a Bagheria. E per avere un bel carretto anche il contadino più povero non bada a spese.
Questi colori brillanti, queste pitture vivaci sono il suo piacere e il suo orgoglio. Al carretto affida il suo prestigio, come il ricco cittadino l'affida all'automobile fuori serie o al visone della moglie. Passaggi a livello, corriere, curve, autotreni, carretti, ingorghi di traffico, autisti spericolati. È la Trapani-Palermo. Sono gli ultimi chilometri che percorriamo sulle strade dell'isola e sembra che vogliano offrirci un campionario condensato di impressioni siciliane. Sarà difficile dimenticarle. Abbiamo visto da un lato una regione avviata a rapido sviluppo, dall'altro un sistema di strade inadeguato e una circolazione disordinata e temeraria. Il contrasto è drammatico. In Sicilia, nei prossimi anni, ci saranno migliaia di altre automobili, di altri autocarri. Che succederà? Costruire strade non basta, se anche chi guida non imparerà a badare sul serio alla sua sicurezza e a quella di tutti. Lo stai vedendo? Sì. Vedi, ti fai siete vada! Aumenta la botta! Aumenta la botta! Passa da panna, fa bene! Aumenta! Passa da panna! Avete fuori siete! Buono così! Che fuori siete! E che da ste mani! Ci va da l'asta! Aumenta il cuore! Aumenta tutta la botta! Aumenta! Aumenta! Fuori l'asta! Fuori una! Fuori una! Vedete! Astica fuori una! Stavo capendo di fuori, ferma! Ferma! Basta la macchina poi! Buono!
Prendi il pesce, Fioretti. Vai giù al pesce. Laggolo. Vai giù. Laggo. Ma dica un po', ma la spada è corta, come mai è così corta? Era rotto così. Portate poi qua la barca, che date fuori l'inquadratura. Aguanta, Lello, aguantate! Mi dia la mano qua, oh! Ci voleva un po' vicino. Oh! Risa. Vieni qua che io siamo sotto. Scusa. Niente paura. Ecco. Guarda così, Fermi, stiamo così. Ecco. E perché si è rotto qua? Come mai è morto? Lo tirate su morto? No, se trova così, no, noi l'abbiamo catturato vivo. Sì. E siccome per spada è di natura così, c'ha la spada spezzata. Sì, ma come mai quando viene su è morto? È morto perché aveva lavorato dopo mezz'oretta, dopo 20 minuti, insomma, che si lavora. Lui sverisce, insomma, già perde del sangue e viene su stanco. Aspetta, facci vedere la faccia, che piace l'ombra. Si faccia vedere. Eccolo, così si vede bene, no? Sì. Grazie. Senta, allora dica una cosa, vedi, questa è una bellissima pesca. Sì. Questa volta voglio una volta tanto, invece di parlare ai lettori, voglio parlare agli scrittori. Ci sono stati degli scrittori americani che hanno descritto la pesca alla balena. Anche perfino Hemingway, nel Vecchio il mare, ha parlato della pesca, mi pare, al pesce spada. Nessuno scrittore italiano ha descritto questa pesca del pesce spada che si fa nello stretto di Messina, che è antichissima. Ne parla perfino Plinio il Vecchio, dice che ha la velocità stessa del delfino. Sì, quasi, Vede, sì. dice gladius vocato, cioè si chiama spada. Cerebro delfini magnitudine excedens, che supera qualche volta anche spesso la grandezza del delfino. La velocità! La velocità del delfino, sì. Ecco, gli in scrittori volte italiani, quando lui, insomma, si arrabbia, che vuole camminare, cammina più veloce del delfino. Potrebbero anche scrivere qualche cosa sopra la pesca. Sopra la pesca del pesce spada, sì. Questo è un consiglio. Speriamo che questo mi serva. Ecco. Grazie. Prego. Vai, fai vedere bene il pesce adesso. Fai vedere il pesce bene. Tello, anche tu. Pesce. Fatelo tiratelo su adesso. Quanto pesa questo? Una ottantina di chili. Lo faccia vedere su. Lo alzi. Ecco. Lo alzi. Di più se è possibile. Isa. Sì. Isa. Se la lontananza è come il vento nel tepore apatico di questa passione, non sorprenderanno più fiamme inattese sotto la cenere, alcun sogno combustibile. L'Etna, un vulcano più severo, meno confidenziale del Vesuvio napoletano, è forse il monte più perfetto del Mediterraneo, ci segue dappertutto sulla costa orientale della Sicilia. E qui entriamo, come abbiamo già detto, in una Sicilia diversa, più lieve, meno ribollente, più attiva da vecchia data. La mafia non vi esiste, gli atti di violenza sono rari, i caratteri sono equilibrati. Catania, la città maggiore, ha un'elite che si è gettata da tempo nelle industrie, nelle bonifiche, nelle trasformazioni fondiarie, avendo il nord come modello. Una delle ricchezze della costa orientale della Sicilia è anche una delle sue bellezze. Parlo dei giardini d'Agrumi. Se Palermo e la Conca d'Oro hanno il primato dei limoni, la costa orientale, da Catania in giù, ha quello degli aranci. I giardini d'aranci si espandono contendendo lo spazio ai fichi d'India e nel retroterra alla lava. Questo è lo spettacolo che si presentò agli occhi dei coloni greci quando 2700 anni fa sbarcarono qui per fondare Catania. È incredibile che questi uomini, dopo aver vagato in lungo e in largo per il Mediterraneo in cerca di un posto ideale per fondare una colonia,
abbiano visto questo inferno ed abbiano detto: qui, proprio qui, ai piedi del cratere, fonderemo la nostra città. Qui costruiremo le case per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Avevano scelto il luogo più pericoloso della Terra. L'Etna non è un vulcano qualunque. È alto 3 volte il Vesuvio ed ha 60 crateri in più. I napoletani sono stati più prudenti ed hanno costruito Napoli a distanza di sicurezza, per cui la lava del Vesuvio non l'ha mai raggiunta. L'Etna è il vulcano più grande d'Europa ed uno dei più attivi del mondo. Senza dubbio è il più assassino. Il mondo inorridì quando il vulcano Krakatoa seppellì in una notte 36.000 persone. Si calcolò che l'esplosione corrispondesse a 25 bombe all'idrogeno, ma 3 secoli fa l'Etna uccise 100.000 catanesi in una sola eruzione. Non solo dunque quei coloni hanno fondato Catania, ma quei loro discendenti hanno avuto il coraggio di abitarla per 2700 anni. Naturalmente hanno dovuto fondarla 9 volte, perché per ben 9 volte l'Etna la distrusse e la coprì di lava. In media una volta ogni 300 anni, ma i catanesi non sloggiano. Oggi sono 500.000 ad abitarla. Questo è il motto di Catania. Melior decinere surgo. Risorgo sempre più fiorente dalle mie ceneri. I catanesi, testardi e tenaci come elefanti, l'hanno ricostruita 9 volte e non si sono mai sognati di spostarla un po' più in là. La ricostruiscono sempre allo stesso posto e sempre più grande. Catania è quindi una sfida perenne al rischio, al pericolo, all'apocalisse. Un gioco d'azzardo simile alla roulette russa, col detonatore innescato a una trentina di bombe H. La lava, fra l'altro, non sgorga dai crateri aperti dell'Etna. La montagna si spacca nel punto più impensato e la lava cola in città. I catanesi aspettano che la lava si raffreddi e poi l'attaccano con martelli e picconi. Fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare, ed è in certi sguardi che si vede l'infinito. Stridono le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie, accanto a grattacieli assolati. Come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito. Così, sulla colata di lava nera, oggi se ne stende un'altra di lava bianca. I catanesi sono molto orgogliosi di questa eruzione di calcestruzzo che ormai ha raggiunto la superficie e l'aspetto di una metropoli. Purtroppo, per ora, della metropoli ha soprattutto i difetti: il caos urbanistico, la mancanza di verde, la congestione del traffico. Se da una parte l'Etna infierisce ogni tanto sulla città, a loro volta i catanesi attaccano il gigante con una audacia che rasenta la provocazione. Non solo gli hanno costruito la città sui piedi, ma con la lava hanno fatto mattoni per costruire terrazze e per scalare i fianchi della montagna. Hanno umiliato l'orrido paesaggio di lava trasformandolo in giardini fiorenti, in aranceti, in vigneti. E come ultimo oltraggio vanno a sciargli in testa, sulle nevi dei crateri. Qui, dove il dio Vulcano aveva la sua officina metalmeccanica, dove il gigante Tifeo sputava fuoco dalle sue 100 bocche,
I catanesi hanno costruito grandi alberghi, ville, teleferiche ed hanno finito per fare di questo mostro mitologico un'attrazione turistica. Hanno lanciato anche lo slogan: dalle nevi dell'Etna alla riviera dei Ciclopi in 20 minuti. Ormai, dopo tante provocazioni, dopo tanti duelli, città e vulcano convivono sopportandosi ed ignorandosi a vicenda. Chi sono dunque questi catanesi? Degli eroi? Non si può essere eroi 24 ore su 24 per secoli. A tutto ci si abitua, anche all'Etna sull'uscio di casa. Qui non si drammatizza e si finisce per prendere le cose con filosofia. Ma una città che vive su queste coordinate non può essere una città qualunque, e tantomeno i suoi abitanti. Giuseppe Fava, uno scrittore e giornalista siracusano che vive da molti anni a Catania, ci dà una sua opinione su questa gente. Ma io ritengo che il catanese sia una popolazione che non rassomiglia a nessun'altra. Cioè dire che abbia dei difetti, dei pregi che siano suoi soltanto. In un certo senso, bene, si può dire che mentre tutti gli altri uomini del sud sono portati al dramma, alla tragedia, il catanese invece è portato all'ironia. Il catanese, mentre le altre popolazioni del sud guardano ai fatti della vita in maniera drammatica, guarda ai fatti della vita invece in maniera ironica, con molto umorismo, cioè dire quasi divertendosi, per sentirsi vivo dentro la vita. Il catanese, i difetti del catanese, i difetti sono molti, ma ha una virtù che ritengo lo riscatti da tutti i suoi difetti. Il catanese ha insomma il piacere di vivere, è contento di essere vivo e si regola di conseguenza in tutte le sue cose. Voglio dire che l'egoismo, l'avidità, il piacere di vivere del catanese si trasformano in una volontà di lavoro così forsennata, in un piacere di guadagnare e di spendere il denaro così costante, che Catania è una città che cresce continuamente, si dilata, una città che sta fagocitando tutte le altre cittadine dell'Etna. E la capacità di lavoro del catanese in fondo è dimostrata dal fatto che il catanese riesce a fare a volte anche 2 o 3 mestieri nella stessa giornata. Fa il vigile urbano e poi se ne va a fare il commerciante. Fa il commerciante e la sera costruisce automobili. Qui se volete una macchina da corsa ve la costruiscono subito, non battibaleno. Ecco, se potessimo noi inquadrare il carattere storico dei catanesi dovremmo dire che il catanese rassomiglia al fenicio, cioè dire commerciante per senso mercantile della sua natura umana, per avidità del denaro, per divertirsi, per sentirsi quanto più vivo possibile. E gli esempi potrebbero essere infiniti. Catania è la città dove si costruisce più in fretta, più disordinatamente ma più in fretta che altrove. Catania ha più automobili, Catania ha più night, le ragazze catanesi sono le più vivaci, le più divertenti. Catania ha le ville con le piscine, Catania ha più ladri di automobili che qualsiasi altra città del sud dell'Italia. E sostanzialmente Catania è una città che è all'avanguardia del sud pur trascinandosi appresso tutti i difetti. Ma praticamente Catania sarà fra 10 anni una metropoli, forse sarà l'unica metropoli del sud. Augusta è un'isola cinta di antiche fortificazioni normanne e spagnole. Un ponte la unisce alla terraferma.
La domenica, lungo i viali fioriti dei giardini pubblici, si dà appuntamento tutta la città. Gente serena che ama gli incontri all'aperto. Gli augustani sono cortesi e gentili per natura, vestono con eleganza e proprietà. Nulla rimane della vita signorile monastica del tempo spagnolo, forse solo una certa aria distaccata ed austera. È una società economicamente evoluta che ha saputo permeare del suo spirito pratico le iniziative industriali attuate nella rada. Per Augusta, i paurosi momenti della guerra sono oggi solo un ricordo. La città, interamente ricostruita, si mostra al visitatore con i suoi vivaci contrasti architettonici. Accanto alle costruzioni arabo e spagnole, al fianco delle facciate barocche delle chiese e dei palazzi signorili, sorgono edifici di recentissima costruzione e dalle linee ardite. Sul palazzo comunale del 1700 la meridiana costruita da Donati e Secchi ricorda l'eclissi totale che qui fu osservata nel 1870. Lo stemma cittadino, l'aquila sveva che trae l'oro dal mare, preannuncia da 7 secoli che le fortune di Augusta sono legate alla sua rada. Basta uno sguardo all'ampio golfo per convincersi che il più grande porto militare del Mediterraneo si è trasformato in un attivissimo porto industriale. Nel 1958 il traffico portuale ha raggiunto il volume di 5 milioni di tonnellate. Al centro del Mediterraneo, lungo le grandi rotte mondiali, vicina a tutte le fonti di approvvigionamento e a tutti i mercati di consumo, questa rada offre alti fondali, ottima manovrabilità, ancoraggi sicuri anche per navi di grosso tonnellaggio. Ogni mattina centinaia di operai si imbarcano nella Darsena per raggiungere le fabbriche che sono sorte lungo il litorale. I primi impianti industriali sorsero nel 49. Il loro valore era esiguo, 6 miliardi appena. In 10 anni queste industrie si sono ampliate, altre sono sorte. Oggi gli impianti che si affacciano sul mare di Augusta hanno raggiunto il valore di 100 miliardi. Queste industrie hanno dato un carattere nuovo alla rada. Arrivano ogni anno circa 1000 navi mercantili. Vengono dall'India, dal Medio Oriente e dall'Africa. Portano materie prime, imbarcano prodotti finiti. Per gli augustani questo significa una fonte permanente di lavoro, sicurezza e tranquillità. È scomparso il bracciante agricolo che lavorava 100 giorni l'anno. Si è formato l'operaio evoluto e moderno. I mulini a vento delle saline sono ora soltanto una poetica immagine. Tutte le volte che si parla della Sicilia e del suo governo regionale, bisogna ricordare una premessa. La Sicilia è partita da un livello molto più basso di quello medio nazionale. Questa terra di varie e illustri tradizioni ha subito un lungo e inesorabile declino. Lo Stato italiano dedicava ad essa una parte minima delle sue entrate. Il governo regionale l'ha trovata in condizioni tristi e l'autonomia, con tutte le critiche che si possono muoverle, ha portato una forte scossa. Questa regione tragica, piena di violenti contrasti, sarà un giorno più avanti
di altre regioni più tranquille. Molti dei mali che l'affliggono nacquero dall'impotenza e spesso dalla complicità dello Stato, dalla carenza o dall'ambiguità della legge, da legami clandestini tra poteri illegali e poteri politici. Tutto questo portò una tendenza alla sfiducia e all'isolamento che solo una buona, onesta, paziente politica potrà superare col tempo. Ma vedere la Sicilia dà un piacere dello stesso genere che il vedere la Grecia. Non vi è punto della sua costa che non sia risplendente. Lasciamo la Sicilia alle nostre spalle, ma dedichiamole l'ultima canzone della trasmissione. Si tratta della leggenda di Colapesce, storia del favoloso personaggio che si sacrificò eroicamente per la salvezza della sua isola. La gente lo chiamava Colapesce, per chi stavano a mare come un pesce, d'onde veniva non sapeva nessuno, forse era figlio di Dio Nettuno. Un giorno a Cola un re faceva chiamare, e Cola di lumari un re veni, o Cola lume regno a scandagliari, sopra chi pedamento si sostiene. Colapesce corre e va, vai e torno, maestà. Colapesce corre e va, vai e torno, maestà. Così si è tammari Colapesce, e tutta all'onda subito sparisci, ma dopo un poco chi sta novità, allo regnanti Colapesce dà. Maestà, li terri vostri stanno sopra a tre pilastri, e lo fato è assai tremendo, uno già si sta rompendo. O destino ma infelici, che sventura mi predici, chiangi un re, come hai affari, solo tu mi puoi salvare. Colapesce corre e va, poi e torno, maestà. Colapesce corre e va, poi e torno, maestà. Su passati tanti giorni, Colapesce non ritorna, e l'aspetta una marina, lui regnanti e la regina, poi si sente la sua voce di lumare in superficie. Maestà, maestà, sognucà, talo fondo di lumari che non posso più tornare. Vuoi pregare la Madonna, stai reggendo la colonna, che se no si spezzerà, che se no si spezzerà, e a Sicilia sparirà. Su passati ormai tant'anni, Colapesce è sempre da, maestà, maestà, sognucà, sognucà, maestà, maestà, sognucà, sognucà, maestà, maestà, sognucà, sognucà, maestà, maestà, sognucà.